Verifiche dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento a Licata per la prevenzione infortuni. All'ospedale di Canicattì arrivata la commissione dell'ARS. Purtroppo non si vuol capire che i lavori stradali andrebbero eseguiti di notte e non nelle ore di punta. Max sbarco a Lampedusa e indagini della Procura di Agrigento. Benvenuti a TVA Notizie. Massima attenzione dei carabinieri del NIL, il nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel momento in cui i troppi morti cominciano a pesare sulle coscienze di tutti. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Al via a Licata i controlli sulla sicurezza sul lavoro da parte del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Infatti i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Palermo, distaccamento di Agrigento, e supportati dai militari della compagnia di Licata, hanno condotto una serie di controlli nei giorni scorsi sulla sicurezza del lavoro nei confronti di diverse ditte e società edili ubicate nel territorio licatese, tipologie di imprese queste ove recentemente su scala nazionale si è registrato un sensibile aumento del cosiddetto fenomeno delle morti bianche sul luogo del lavoro. Nel comune di Naro, ad esempio, è stata ispezionata una ditta edile, il cui rappresentante legale è stato denunciato a piede libero in quanto ritenuto responsabile di diverse violazioni omissive di rilievo penale, tra cui la mancata sorveglianza sanitaria dei laboratori, l'omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale necessarie per arginare il diffondersi delle epidemie da Covid-19, la mancanza di protezione relativa al rischio elettrico, la mancanza di idonee strutture di protezione per le aperture verso il vuoto e un ponteggio non montato a regola d'arte. È stato denunciato a piede libero anche il titolare di una ditta edile operante nel comune di Santo Stefano Quisquina per la mancanza della valutazione del rischio elettrico nel cantiere. Nel comune di Licata anche il titolare di un'impresa edile è stato denunciato a piede libero per la mancanza di viabilità di cantiere e la mancanza di idonee strutture di protezione contro la caduta accidentale nel vuoto. Sempre a Licata il titolare di una società edile è stato denunciato per l'omessa sorveglianza dei laboratori sanitari, per la mancanza dei dispositivi di protezione individuale, per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Quindi l'attività di ispezione complessivamente ha riguardato 6 aziende, controllate 11 posizioni di lavoratori, 2 dei quali risultavano in nero e 7 irregolari, contestate anche sanzioni amministrative per un totale di 34.000 euro, combinate ad ammende per oltre 111.000 euro, adottato anche un provvedimento di sospensione dell'attività per la presenza di un lavoratore in nero su 2 presenti. La Commissione Sanità dell'ARS, con la Presidente Margherita Larocca Ruvolo e il Vicepresidente Carmelo Pullara, in visita all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì per verificare le criticità segnalate anche dai sindacati. Onorevole Presidente, una struttura che lentamente ma inesorabilmente cade a pezzi, organico ridotto sia dal punto di vista sanitario che infermieristico, insomma non è una situazione delle migliori, quella del Barone Lombardo. Allora, noi oggi siamo qui per verificare lo stato dei fatti, per capire come poter intervenire. Come abbiamo detto a Licata, lo ripetiamo qui e penso di poter parlare a nome dei colleghi, il nostro compito oggi è vedere e constatare quello che sta succedendo, raccordarci con l'ASP e soprattutto con l'assessorato in maniera tale da trovare delle soluzioni per portare risorse. A questo punto parliamo di risorse professionali. A Licata abbiamo seguito questa strada, qui lo faremo. Poi è ovvio che con i vertici dell'ASP che saranno presenti cercheremo di capire come meglio si può fare con le risorse che l'ASP ha, ma soprattutto con risorse aggiuntive che devono venire da protocolli di intesa con le università, con strutture più grosse che possano dare una mano in questo senso, ed è ovvio che l'assessorato deve essere anche disponibile a concedere un'apertura di credito come siamo
andiamo a dire in questi casi. Questo è l'impegno che abbiamo preso a Licata e quello che vorremmo mantenere anche con Canicattì. L'altra cosa che mi preme dire è che in questo momento la situazione è delicata un po' dappertutto, questa fase post-Covid deve essere gestita bene e che tutto quello che riguarda i reparti ordinari non può morire, quindi questo è l'impegno che prendiamo. Ci sono i miei colleghi, c'è la commissione e vedremo intanto qual è la fotografia che ci verrà data per quanto riguarda l'ospedale di Canicattì. C'è una graduatoria approvata dall'ASP, onorevole Presidente, come mai non si procede all'assunzione di personale? Questo lo chiederemo al direttore generale che è qui con noi, soprattutto abbiamo detto anche oggi di sbloccare i concorsi e quindi di dare ai reparti una stabilità che è data dai primari, da gente che deve in qualche maniera poi lavorare ed avere una certezza. Si paga in qualche modo il prezzo della periferia perché molti professionisti magari non vogliono accettare, soprattutto se i bandi sono a tempo determinato, la gente cerca il posto a tempo indeterminato ovviamente, quindi questo è il quadro che abbiamo. Le soluzioni le troveremo insieme, io sono certa. Noi a Palermo, così come fatto per Licata, porteremo questo tipo di soluzione, prepareremo se servisse una risoluzione mettendo in atto una strategia e proponendola all'assessore. È ovvio che non siamo il governo, non possiamo prendere degli impegni che poi non possiamo mantenere. Noi siamo qui con la veste istituzionale politica che la Commissione ha e si farà carico di quello che dirà oggi ai cittadini di Canicattì, ma soprattutto agli operatori che in questo non so come operano e spendono ogni giorno le proprie energie. Vorrei che mi smentisse, onorevole Presidente, non è una passerella politica? Io mi auguro proprio di no e mi mortifico se dite questo, insomma capisco il momento, capisco il fatto che ci sono le campagne elettorali, però purtroppo già a livello regionale si può dire siamo in campagna elettorale perché manca poco più di un anno alla scadenza di questa amministrazione regionale, quindi non è assolutamente una passerella politica. Purtroppo la Commissione ha dei tempi, l'avevamo già messo in programma qualche mese fa, però una serie di impegni non ci hanno permesso di essere qui prima. Assolutamente non vorrei venisse vista in questo modo, credo che ognuno di noi ha messo la faccia, viene qui per trovare soluzioni e mai per fare politica in questo senso, e con la sanità non si può speculare né si può utilizzare. Onorevole Pullara, l'ospedale Bruno Lombardo ha diverse criticità dal punto di vista strutturale, dal punto di vista dell'organico, però la domanda sorge spontanea, può essere anche una domanda dietro la quale si cela un po' di polemica. Perché la Commissione se ne sta accorgendo solo adesso? No, non è vero che la Commissione se ne sta accorgendo adesso, e chi ha avuto modo di seguire, devo dire, i miei interventi, ma anche quello dei colleghi, ci siamo sempre interessati in maniera importante della sanità. Non è strumentale il momento delle elezioni, io da sempre. E con la Commissione Sanità presente il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, che ascoltiamo. Dottore Zappia, qual è il destino del Bruno Lombardo? Potenziarlo, ma non per tutte le specialità, questo è il mio pensiero. Noi dobbiamo fare in modo che le eccellenze che ci sono in questo ospedale vengano incentivate, incrementate, dotate di attrezzature, dotate di collegamenti in rete con altre strutture di eccellenza. Quindi oggi in questo momento noi abbiamo poco personale a Licata e poco personale a Canicattì, abbiamo reparti doppioni, dobbiamo capire cosa fare di questi due ospedali. Ovviamente non è compito mio, posso dire la mia. Sono uno che gli piace studiare sanità pubblica e l'ha sempre fatto da 20 anni a questa parte, posso dare il mio contributo, però quella è programmazione regionale. Io dal mio canto devo fare in modo che queste persone che già lavorano qui, colleghi, specialisti, alcuni veramente bravi, abbiano la possibilità di poter lavorare meglio, ed è quello che faremo a breve. Qui mancano alcuni reparti di vitale importanza, uno su tutti il reparto di rianimazione, dottor Zappia. Sì, ma non tutti gli ospedali hanno bisogno della rianimazione, perché dobbiamo capire, allora, la domanda fondamentale è cosa vogliamo fare dell'ospedale di Canicattì. Allora, se vogliamo fare un policlinico a Canicattì, un policlinico a Licata, un policlinico a Ribera, un policlinico a Sciacca, il risultato è che dove c'è più popolazione, dove c'è più domanda,
cresce, dove c'è meno o è più periferico o c'è meno domanda, muore naturalmente. Allora, siccome questo è un po' il destino degli ospedali che non sono capoluogo di provincia o che non sono di attrazione per varie motivazioni come possono essere le città metropolitane, dobbiamo fare una scelta di fondo. Secondo me qui abbiamo già una medicina che è quasi una subintensiva, potenziamo questa, gli diamo la possibilità di fare in modo di trattare dei pazienti anche critici, che un po' in altre parole per le persone normali è quello che è il reparto di rianimazione. Diamo un altro grado di assistenza un po' più impegnativo per fare in modo che le persone trovino anche questo tipo di assistenza, dopodiché invece dobbiamo investire e finalizzare investire in personale e in tecnologia per quei reparti che in questo momento stanno funzionando. Sarà una mia impressione, c'è maggiore attenzione verso il Giovanni Paolo II di Sciacca e il Fratelli Parlapiano di Ribera? No, allora vi dico subito che lì, in linea con quello che ho appena finito di dire, lì hanno fatto una scelta, io non c'ero, però poi io devo dare seguito, che hanno diversificato l'ospedale. L'ospedale di Ribera è diventato l'ospedale Covid. Non abbiamo creato un doppione di Sciacca. Portiamo questo stesso ragionamento a Canicattì e Licata. Ritornando su Ribera, io mi sono speso e sono riuscita a concludere, realizzare la terapia intensiva, la subintensiva, abbiamo fatto le malattie infettive che ad Agrigento mancava. Sto lavorando per la pneumologia sempre su Ribera. Quindi diciamo che quello che mi sta dicendo lei rafforza il fatto che dove tu fai una scelta programmatica, di programmazione sanitaria, ti viene più facile poi agire. Non avrei potuto fare niente se dovevo potenziare la medicina, doppione di Sciacca in questo caso Canicattì è legata doppione la chirurgia, cioè i doppioni non funzionano, ma non funziona perché i medici non ci sono, non ci sono a Canicattì e Licata. Ovviamente queste sono zone per le quali la scelta viene un po' più faticosa da parte dei miei colleghi medici. Lavorare di giorno e sempre nelle ore di punta è una cattiva abitudine che non dovrebbe avere assolutamente l'ANAS. Invece è proprio l'ANAS o chi per essa che tiene aperti i cantieri quando sarebbe opportuno evitarlo per non penalizzare gli automobilisti. Le immagini si riferiscono alla statale 115 nei pressi di Montallegro, dove la circolazione a causa dei lavori sul manto stradale viene regolata da un semaforo. Altro cantiere a Porto Empedocle, sempre sulla 115, con altre code e pesanti disagi. E sono tantissime le lamentele giunte anche oggi alla nostra redazione. Sullo sbarco di 500 migranti a Lampedusa, la Procura della Repubblica di Agrigento ha affidato alla Guardia di Finanza e alla squadra mobile le indagini per risalire agli scafisti. Arturo Cantella. Continuano i maxi sbarchi a Lampedusa, nei giorni scorsi ne sono arrivati 686 su un peschereccio di 15 metri approdato ieri al molo commerciale. Le operazioni di sbarco hanno visto un primo triage sanitario e si sono concluse prima dell'1 di notte. 5 sono stati portati al poliambulatorio dell'isola perché stavano male, sono originari dell'Egitto, Chad, Marocco, Siria, Bangladesh, Sudan, Nigeria, Etiopia e Senegal. Il peschereccio intercettato dalle motovedette a 8 miglia dalla costa è partito da Zuwara in Libia. Sono stati tutti portati all'hotspot dove al momento sono presenti più di 1000 persone a fronte dei 200 posti disponibili. E sul maxi sbarco a Lampedusa interviene Calogero Pisano, una vergogna senza fine, il ministro Lamorgese si dimetta. Per Pisano il maxi sbarco di 686 migranti arrivati a Lampedusa con un vecchio peschereccio è purtroppo una sola punta dell'iceberg di ciò che sta ormai avvenendo da mesi nella nostra provincia, dove la situazione è assolutamente insostenibile, con hotspot e stracolmi all'inverosimile, fughi dai centri di accoglienza di extracomunitari sottoposti a sorveglianza sanitaria anti-Covid, di atti delinquenziali, riportati spesso dai cronisti locali, perpetrata da gente che arriva clandestinamente nel nostro territorio. La politica dei porti spalancati, continua Pisano, del governo Draghi è stato un vero fallimento e ha finito soltanto con l'alimentare il business degli accoglienza e il malaffare. Per Pisano è possibile sottoscrivere online all'indirizzo internet sfiducialamorgese.it la petizione lanciata dal partito della Meloni per chiedere ai parlamentari di firmare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno Lamorgese, palesemente inadatta a ricoprire una carica così importante e delicata.
Domenica 3 ottobre verranno costituite le sezioni di Agrigento, Caltanissetta ed Enna dell'Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana. Il servizio di Arturo Cantella. L'associazione Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana continua a crescere in Sicilia e nei prossimi giorni consoliderà la sua presenza eleggendo gli organismi direttivi regionali e provinciali. Il delegato UNMERI per la Sicilia, il cavaliere Franco Messina di Agrigento, ha annunciato che domenica 3 ottobre 2021 si costituiranno le sezioni di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Questo doveva avvenire l'anno scorso, nel mese di ottobre, ma a causa delle restrizioni dovute all'emergenza pandemica tutto era stato rinviato. La delegazione siciliana, che raccoglie quasi un centinaio di iscritti, costituirà la sezione di Agrigento, che conta a tutt'oggi 33 iscritti, e la sezione di Caltanissetta ed Enna con 20 iscritti. 16 invece gli iscritti delle altre province siciliane, per un totale di 69 complessivi a oggi, ma che aumenteranno nei prossimi giorni, visto che si attendono nuove adesioni. L'evento si svolgerà domenica 3 ottobre. Con le elezioni per la nomina del presidente provinciale di Agrigento e di Caltanissetta, immediatamente dopo si voterà per i 6 componenti del Consiglio provinciale di Agrigento e 4 per Caltanissetta ed Enna. L'evento si svolgerà presso la sala convegni del Grand Hotel Mosè di Agrigento. In realtà è un'associazione che è presente in tutta Italia da oltre 10 anni, non ha nessuna sezione in Sicilia. Noi dovevamo inaugurare la nostra sezione di Agrigento l'anno scorso, purtroppo 6 giorni prima della data fissata abbiamo dovuto rinviare per il Covid. Questa volta invece speriamo che ce la facciamo. Il 4 di ottobre al Grand Hotel Mosè avverrà la costituzione della sezione di Agrigento e della sezione di Caltanissetta ed Enna. In contemporanea ci sarà la composizione del Consiglio regionale Sicilia. Tutti i cavalieri, l'UNIMRI è un'associazione che raggruppa gli insigniti che hanno ricevuto da parte del Presidente della Repubblica l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. Ecco, gli obiettivi che vi prefissate qui nel territorio siciliano, ma in particolare su Agrigento, dove lei gravita quotidianamente? In realtà stiamo cercando, proprio da nostro regolamento, di effettuare determinate manifestazioni per cercare di essere di approccio a tutte le persone bisognose, e purtroppo ce ne sono parecchie, cercando di dare il nostro massimo contributo per lenire la propria sofferenza che hanno. Tutto questo ovviamente con tante altre manifestazioni cercheremo di dare molta visibilità a questa nostra associazione. Quindi ricordiamo l'evento, dove si terrà? 3 ottobre al Grand Hotel Mosè di Agrigento. Il deputato regionale Giuseppe Laccoto ha presentato una interrogazione sulle condizioni dell'autostrada A20 Messina-Palermo. A marzo aveva chiesto l'abolizione del pedaggio. Le condizioni in cui versano le autostrade siciliane gestite dal CAS finiscono al centro di una nuova interrogazione parlamentare. A presentarla è stato il deputato regionale di Italia Viva Giuseppe Laccoto. Probabilmente se Dante Alighieri vivesse ai nostri giorni, dichiara il parlamentare siciliano, ambienterebbe la cantica dell'inferno lungo l'autostrada Messina-Palermo. La frase «lasciate ogni speranza, voi che entrate» starebbe benissimo ad ogni svincolo d'ingresso, ammesso che si riesca a trovare il cartello indicatorio. Il deputato regionale commenta amaramente le condizioni in cui versa l'autostrada 20. Imboccare la Messina-Palermo, afferma, significa avventurarsi in una lunga sequela di interruzioni, rallentamenti, tratti a doppio senso di circolazione o a corsia unica, disagi che hanno ripercussioni evidenti dal punto di vista lavorativo, economico, sociale e anche psicologico per gli utenti viaggiatori. I cantieri, i restringimenti e le limitazioni di velocità non sono eccezioni, ma regola quotidiana con cui confrontarsi senza indicazioni di durata e di efficacia. In molti svincoli manca la segnaletica in entrata e in uscita. Diverse gallerie presentano un'illuminazione carente e del tutto assente. Sui viadotti il traffico è indirizzato in corsia unica centrale in attesa dei riscontri delle indagini strutturali sui materiali. I cantieri momentanei per eseguire interventi di manutenzione si rivelano a tempo indefinito. Per non parlare del girone dell'inferno che devono attraversare i dannati per raggiungere Messina Boccetta.
Lo scorso marzo l'onorevole Laccoto aveva presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere la riduzione o l'abolizione del pedaggio in considerazione delle numerose interruzioni a tempo indefinito e della diffusa condizione di insicurezza certificata anche dalle numerose indagini e dai sequestri operati dall'autorità giudiziaria. Non ci sono stati riscontri a quella richiesta, afferma l'onorevole Laccoto, ma i gravi e quotidiani disagi continuano. Credo che il governo regionale, conclude il parlamentare siciliano, debba intervenire subito presso il Consorzio Autostrade Siciliane per sollecitare provvedimenti eccezionali e urgenti per ristabilire le condizioni di piena percorribilità dell'autostrada. Quelle attuali non sono condizioni accettabili da paese civile. Encomi per i carabinieri e agenti della polizia locale consegnati a Segesta. Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale. Un grande momento per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Calatafimi Segesta, che hanno distinto nel contesto pandemico. In questi giorni, dove io ero presente con i pochi uomini che avevo a disposizione, abbiamo partecipato alla vita del territorio, anche dando aiuto alla cittadinanza, intervenendo e dando consigli su quelli che erano continue decreti che venivano emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi chiarivamo anche alla cittadinanza quelli che erano i doveri, gli obblighi e i diritti dei cittadini durante questo periodo. Oltre 13.000 controlli di cittadini e attività commerciali. Siamo orgogliosi della forza dell'ordine che sempre ci assistono con la prontezza, con la disponibilità, senza riserve. Noi sacerdoti siamo orgogliosi, siamo contenti di questo servizio che svolgono veramente con generosità. Incoraggiandoci anche tante volte, che il mio personale certe volte si è sentito un po' spesato, triste per quello che la gente ci diceva in quei giorni di grande incertezza, dove la pandemia ha colpito molti cittadini, alcuni di questi anche sono deceduti purtroppo. Il nostro mestiere di carabinieri è particolarmente impegnativo, ci vede ogni giorno impegnati nel territorio per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, e nel momento di pandemia attualmente in atto è stato particolarmente gravoso. Come diceva il commissario, noi non lavoriamo per gratificazioni materiali, lavoriamo però per i riconoscimenti che i cittadini quotidianamente ci danno di ringraziamento per il nostro operato. La stazione dei carabinieri di Calatafimi Segesta. Grazie comandante. La comunità di Calatafimi che ha apprezzato appunto l'agire quotidiano dei carabinieri e della polizia locale. Gratificarci e spronarci per il futuro. Vogliamo lasciare un piccolissimo segno, un grazie. L'istituzione c'è e riconosce a voi quello che avete fatto e come soprattutto lo avete fatto, il senso delle istituzioni, del dovere che avete voluto e che avete saputo dimostrare di attaccamento a questa comunità, a questa gente e a questo territorio. Consegniamo l'encomio solenne al comandante capo di polizia locale, dottor Pietro Antonio Bevilacqua, comandante del corpo Calatafimi Segesta, ancora per poco, perché lo ha già comunicato lui, tra poco andrà a ricoprire altri incarichi presso altre istituzioni locali, dove siamo certi continuerà a fare bene come ha fatto sino adesso, con i migliori auguri per una brillante carriera e per continuare a servire le comunità locali da punti di vista e da funzioni differenti, ma sempre servizio. Grazie. È il giusto riconoscimento a uomini e donne delle forze dell'ordine e della polizia municipale che si sono spesi senza limiti, con spirito di abnegazione, con un senso dell'istituzione senza pari. Domani alle 10 presso l'Aula Magna del Consorzio Universitario di Agrigento si svolgerà un incontro con i sindaci della provincia. Scopo dell'incontro è quello di promuovere dei corsi di formazione per il personale dei comuni dell'Agrigentino. La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo iniziare a
tutelare il nostro territorio, ad utilizzare i nostri prodotti, a cercare i nostri molini, i nostri grani antichi. Io sono per la regionalizzazione della pizza, un po' come il piatto tipico, la pasta. La pizza nel tempo diventerà regionale, quindi il massimo impegno, coltivate i profumi e i sapori della Sicilia, perché solo così potremmo fare la differenza sia in Italia che all'estero. I dati economici che saranno pubblicati a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della NADEF, cioè la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza dello Stato, portano un incremento ulteriore della crescita dell'economia siciliana e dell'economia nazionale. Questo ci imporrà di intervenire sulla nostra nota di aggiornamento che definiremo entro qualche settimana, in modo da poter investire poi l'assemblea dell'approvazione del documento di economia e finanza. Una crescita che avevamo già descritto nel documento di economia e finanza come impetuosa si rafforza ancora di più e va ben oltre il rimbalzo che era atteso per recuperare pezzi significativi del divario che ha finora contraddistinto il rapporto tra nord e sud. Inaugurare Expo Cook in presenza, questo è un anno particolare, abbiamo voluto, siamo sponsor dell'iniziativa come Sicindustria, sostenere questa fiera che quest'anno purtroppo a causa del Covid si tiene in forma ibrida, in presenza oggi e nei prossimi 3 giorni e poi invece online attraverso una piattaforma che abbiamo realizzato come Sicindustria grazie all'aiuto di EN che si occupa di internazionalizzazione dentro Sicindustria, con 20 piani di fiera virtuale con 20 stand per ogni piano. Ritornando all'aspetto fisico, siamo qui perché è importante comunque iniziare a rivedersi, è importante che anche buyer ma anche espositori dall'estero siano oggi qui fisicamente e che si possa finalmente riprendere quel aggancio commerciale che per molto tempo è mancato. Il sistema fieristico in Italia per 1 anno e mezzo è stato fermo, c'è stata una perdita del 75% dei ricavi, buone speranze arrivano dal resto d'Italia, è partito il salone del mobile, il salone nautico, il Cibus, con grandi performance, ancora non siamo ai livelli del pre-Covid ma comunque ci andiamo avvicinando e noi ci auguriamo anche che quest'anno sia l'ultimo anno per Expo Cook in forma ibrida. L'impegno della Chiesa di Messina in vista della settimana sociale di Taranto. C'è l'intervista al direttore della Pastorale del Lavoro. In questo momento così difficile e complesso, questo tema che stiamo affrontando può aiutare le nostre comunità a ripartire con speranza, senza fermarci alla lamentazione, alla lamentela, ma andare avanti. Ecco, ambiente, lavoro e futuro è il tema della settimana sociale, saremo circa 1000 a Taranto, contingentati in questi 1000 perché saremo molti di più da tutta Italia per affrontare questo tema che nasce un po' dalla Laudato Si, ma anche dalla settimana sociale di Cagliari. Il tema lì era il lavoro che vogliamo, il passaggio ora è il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro, tutto è connesso. Cioè il Vangelo ci aiuta a capire che davvero Dio, che è Padre e Creatore, ci dà tanta bellezza che può diventare davvero un modo per vivere bene il nostro presente e accompagnare i giovani nel futuro. Dunque ambiente, lavoro e futuro come 3 temi connessi per cercare di, ripartendo dalla bellezza del nostro creato, dare un futuro ai nostri giovani. Taranto ci chiede le buone pratiche, ecco, raccontare il positivo. Accanto ai nodi da sciogliere, alle visioni di futuro che abbiamo, presentiamo anche le buone pratiche. Noi ne abbiamo raccolte soltanto 16, ma sono molte di più ovviamente. E sono piccole realtà, però non di nicchia, piccole realtà che vogliono dire che è possibile stare sul mercato, è possibile creare un nuovo stile di vita e che è possibile creare un'economia circolare che diventi davvero una rete. Ecco, anche il patto di rete che oggi presenteremo è un po' questo germe iniziale di un metterci insieme. Siamo nel tema del sinodo, camminare insieme, dobbiamo camminare e camminare insieme. Adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. La sezione di Enna della Fidapa, presieduta da Anna Dongarrà, ha compiuto 50 anni di attività con una forte presenza nel territorio ennese. In occasione della ricorrenza sono state consegnate delle targhe ai presidenti che si sono succeduti negli ultimi anni. Capo, nel periodo pandemico lo stiamo ancora attraversando, si parla tanto di resilienza, la Sicilia
come si sta manifestando in un contesto non solo italiano ma anche europeo, visto che si parla tanto anche di PNRR? Beh, si parla di PNRR a ragione, ma si deve iniziare non soltanto parlando ma creando dalle parole azioni. La battuta di Di Maio ieri, che ha parlato di 100 miliardi per il Sud, in realtà saranno massimo un'ottantina, che è una importante somma, considerevole somma, vanno poi declinati in progetti realizzabili, costruibili e realistici. Quindi su questo non mi pare che ancora la Regione stia, diciamo così, entrando nello specifico. C'è un dibattito aperto, ovviamente, che il Presidente Musumeci, sono sicuro, cercherà di ricondurre al pragmatismo che l'ha sempre contraddistinto. Senta, la Sicilia ha avuto quasi un problema cronico per quanto riguarda i lavoratori con vertenze che vanno avanti anche da oltre 20 anni. La situazione Covid certamente è stata un'ulteriore mannaia che si è abbattuta su questa situazione. Oggi come si può guardare al futuro? Ma si deve guardare al futuro con speranze. La speranza passa attraverso proprio questo grande piano Marshall che è il PNRR, che sarà il piano di resilienza e ripartenza del Paese. Sempre se saremo in grado di intercettare i fondi, perché questi sono importi che ci vengono dati ma che dovremmo restituire. Sono 220 miliardi circa, che dovranno essere utilizzati, buona parte restituiti, e quindi devono essere produttivi, cioè dovranno avere una loro plusvalenza che ci permette di restituirli in termini sociali o in termini economici. Quindi probabilmente avremo un periodo di ripartenza per il Paese e di ricrescita, e quindi anche più lavoro, più occupazione, anche più welfare e anche più sostegno alle famiglie che oggi sono in difficoltà, perché ovviamente quando c'è più prodotto interno lordo, c'è più PIL, c'è anche più da distribuire in termini di sostegno a chi ha difficoltà. Quindi io lo vedo certamente con ottimismo, fermo restando che dobbiamo superare l'emergenza sanitaria con le vaccinazioni e cercando di arrivare il più presto possibile alla estirpazione del virus. Senta, in tutto questo i giovani hanno certamente un ruolo fondamentale. Quali politiche in questo momento risultano essere valide per questi giovani che spesso però cercano mete oltre il territorio nazionale? Beh, certo, vengono mortificati nella ricerca del lavoro nel territorio nazionale. Un ingegnere in Italia guadagna poco più di 1.000 euro appena viene 1.200 euro, appena viene assunto, appena laureato. In Germania, in Inghilterra, in Francia parte da 3.000 euro in su la sua professionalità, anche se non si è manifestata con un curriculum ancora pronto, se non quello degli studi che ha fatto, quindi quello accademico. Bene, questo spinge ad andare verso l'esterno, quindi bisogna fare una politica anche dei redditi importante sulle professionalità più alte, che sono quelle di cui abbiamo bisogno. L'unica cosa che non va fatta è quello che abbiamo purtroppo fatto con il reddito di cittadinanza. Abbiamo convinto i giovani che era meglio guadagnare 800 euro circa e stare a casa piuttosto che andarsi a trovare lavoro. Ecco, questa è l'unica cosa che non si può fare, quindi politiche attive, una campagna dei redditi che premi le alte professionalità e il Paese può ripartire. Ecco, volendo azzardare una data, ancora siamo, si può dire, sotto pandemia, ci sono le vaccinazioni, vanno avanti, oggi si parlava di oltre 40 milioni in Italia di vaccinati. Che speranze in termini tempistici possiamo dare? Beh, preparare, predisporre progetti in Europa, trovare tutte quante, perché noi siamo un paese molto burocratico, quindi conferenze delle regioni, conferenze dello Stato-regioni, conferenze di servizi a livello locale, tutto questo comporterà, temo, un periodo abbastanza lungo. Allora, la riforma della pubblica amministrazione, la sburocratizzazione è un obiettivo e dentro 6 mesi si può anche fare. Insieme a questo comunque un'accelerazione proprio sui processi decisionali. Se tutto questo avviene, entro un anno incominceremo a vedere i primi frutti di questo nuovo corso, il nuovo deal che prenderà l'Italia, soprattutto beneficerà l'Italia anche più degli altri paesi. Oggi si parla non più di Italia a 2 velocità ma a 3 velocità, la Sicilia viene vista sempre più fanalino di coda. La Sicilia purtroppo è un fanalino di coda perché non ha le infrastrutture per poter competere a pari delle altre regioni. Questo riguarda un po' tutto quanto il sud, ma considerate che da Firenze in giù l'energia costa il 15% in più, quindi va a colpire qualunque tipo di produzione si voglia fare, industriale, agricola, piuttosto che nei servizi, costa il 15% in più.
I spostamenti in Sicilia sono complicatissimi. Il ponte di Messina, il ponte sullo Stretto, è quello, noi lo diciamo da tempo, che potrebbe rimettere in moto non soltanto l'economia per i lavori che comportano 10 anni di lavori importanti, ma anche perché darebbe la speranza a tutto il Paese di rivedere finalmente investimenti nelle grandi opere pubbliche, che in Italia ormai mancano dal tempo dagli anni 60 in realtà. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.